Il campionato riparte dopo la sosta con la quinta giornata. Al Palapinto si sfidano Global Work Capurso e l'84 Torino. È entrato anche Liberti per questo calcio di punizione. Arriva il fischio dell'arbitro. Osico cerca la porta, colpisce la traversa. Rinvio di Micoli a cercare Cutrinielli che ci mette la testa e la manda in porta. Arriva l'1-0 del Capurso, firmato Nicola Cutrinielli. Lamas recupera il pallone, contropiede, palla per Grandinetti, finta, ce l'ha sul mancino, prova a calciare in porta, arriva subito il 2-0, sempre al 9° minuto, il Capurso raddoppia, stavolta con Guido Grandinetti. Osico, Liberti, time out in arrivo anche da parte del Capurso. Mentre Osico dà una gran palla per Rescia che prova il tacco, palla di ritorno, arriva Salas che dimezza subito lo svantaggio, subito la reazione da L84 e 2-1. Victor Lopez al rinvio, corto stavolta per Rescia, Osico in avanti per Salas, buona palla di ritorno per Tuli che mette il pallone sotto l'incrocio, ha pareggiato L84, 2-2. Lamas la battuta del calcio d'angolo, l'alza per il sinistro di Pires, la palla sbatte ancora una volta per terra, scheggia anche la traversa, può appoggiarsi a Victor Lopez, bravo poi a smistare il pallone verso il numero 9, sterzata, palla per Osico, Osico con la punta palo, ancora Osico, pressione di Perri che si prende il possesso, può attaccare da solo la porta, Perri, una finta, Perri col tocco morbido! Fa 3-2 Capurso che torna in vantaggio con un grandissimo gol di Juan Cruz Perri. Di Victor Lopez che poi si autolancia, supera la metà campo offensiva, rimane anche adesso per un attimo, palla dentro, intanto Braga murato al momento del tiro, la porta è vuota, Micoli vuole andare dall'altra parte in contropiede, ancora Micoli, para Victor Lopez, Braga. La sposta su destro, calcia e fa un grandissimo gol Lucas Braga, nuovo pareggio dalla L84, 3-3 al 9° del secondo tempo. Lamas vince il rimpallo Salas, Liberti vince un altro rimpallo e completa la rimonta, Francesco Liberti fa 3-4. Palla in profondità, Salas è scappato via la difesa, Salas! Doppietta e 5-3, massimo vantaggio della L84 che prova a scappare via. Partita ribaltata davvero in pochissimi secondi, Osico si autolancia, parte centralmente Osico trattenuto da Pires, arriva il fischio dell'arbitro e arriva anche il secondo giallo per Pires che viene espulso. Liberti torna da Osico, nuovamente Liberti, ci riprova col sinistro, stavolta il pallone passa, più 3 l'84, doppietta anche per Liberti. Ancora Perri e Grandinetti, conclusione fortissima, traversa, poi Tuli recupera il possesso, Osico dalla sua metà campo mette dentro il 3-7 e mette probabilmente la parola fine alla partita. Palla che non passa, arriva il suono della sirena, finisce il match al Palapinto, la L84 passa 7-3 su Global Work Capurso.